Benvenuti al Veneto in diretta. In questa occasione, nello spazio L'intervista, abbiamo il piacere di incontrare il senatore Antonio De Poli. Ben ritrovato e benvenuto alla nostra rubrica Il Veneto in diretta, onorevole De Poli. Grazie a voi e grazie a Veneto in diretta. Onorevole De Poli, lo ricordiamo, senatore, questore e presidente dell'UDC. Torniamo a parlare di una interrogazione che lei ha recentemente presentato e che ha a che fare con un argomento estremamente importante, cioè il finanziamento per quanto riguarda le amministrazioni provinciali o province che dir si voglia, relativamente alla manutenzione della rete stradale di cui, lo ricordiamo, le province hanno la diretta competenza. Sì, un'interrogazione che ha avuto una risposta positiva da parte del Ministero e quindi verranno reintegrate le risorse che erano state momentaneamente tagliate. Per il Veneto si parla di 27 milioni di euro per l'anno 25-26, quindi nessuna preoccupazione. La nostra interrogazione ha avuto un effetto, chiaramente c'è stata poi un intervento dell'Unione delle Province, di moltissimi altri colleghi, di tutte le forze, vorrei dire, politiche, ma questo ha riportato chiaramente alle risorse che erano state tagliate e di conseguenza non c'è più il problema per la manutenzione delle nostre strade provinciali, che sono fondamentali chiaramente per il nostro territorio, e quindi un intervento positivo che il governo ha accolto e di conseguenza il ministro ha ripristinato, e credo che questo sia una bella notizia per tutti noi, ma in modo particolare per la sicurezza delle nostre strade, perché le manutenzioni sono fondamentali per rendere sicure le nostre strade, per avere minori incidenti, perché i nostri ponti siano come tali sicuri per la percorrenza e tutto quello che ne consegue. Quindi bene, positivo. Ogni tanto si devono dire che le cose che si chiedono vengono anche accettate, e un ministro, un governo che chiaramente ritorna sui suoi passi significa un governo che sta attento alle richieste e ai bisogni che abbiamo fondamentali dei nostri territori, e questo è un fattore molto positivo ed è un aspetto di attenzione. E questa volta ci è stato dato, e io ringrazio chiaramente il ministro Salvini e chiaramente tutto il governo che ha accettato queste proposte, queste nostre richieste. E soprattutto, onorevole De Poli, ripristinare quello che è il ruolo originario delle province, che erano state, per così dire, retrocesse o perlomeno diciamo non più qualificate per il ruolo che inizialmente avevano, proprio in virtù di importanti competenze e gestioni. Pensiamo alla diciamo edilizia scolastica e appunto alle strade. Ma sicuramente sì, noi siamo per far ritornare le province elettive, non più di secondo livello, quindi una specie di consorzio, ma bensì che ridiano le proprie competenze e che i cittadini decidano il presidente e di conseguenza il proprio consiglio provinciale e gli assessori di conseguenza. Credo che questo sia un aspetto fondamentale, proprio come diceva lei, per avere quelle competenze che ce l'hanno già, ma in maniera precisa e decisa, per poter intervenire dalle strade alle scuole, all'ambiente e a tantissime altre attività, la protezione civile, a tantissime altre attività che normalmente le province avevano e che oggi ancora continuano a gestire. Quindi io credo che questo passaggio che abbiamo avuto anche in questi giorni sia un passaggio fondamentale, propedeutico, per ritornare chiaramente alle elezioni dirette delle nostre province. Il Veneto in diretta abbiamo ancora un minuto per parlare di temi legati alla politica. L'onorevole De Poli, lo ricordiamo, è stato assessore regionale. Ad autunno si andrà a votare il rinnovo dell'amministrazione regionale. Si arriverà a questo momento in un clima che fino a questo punto sta riservando, come dire, turbolenze sia da una parte che dall'altra. Qual è, onorevole De Poli, la sua valutazione di questo delicato momento politico? Ma io credo che la discussione all'interno di un contesto democratico, di una coalizione, sia l'aspetto normale, normalissimo, è importante che ci sia. Adesso dobbiamo raggiungere l'obiettivo, si raggiungerà a brevissimo termine con la scelta del presidente, che sarà il presidente che ci condurrà
Presidente chiaramente con la sua coalizione di centrodestra, che ci condurrà sicuramente a governare il Veneto per i prossimi 5-10 anni minimo, e credo che questo sia quello che aspettano i nostri cittadini e le nostre imprese. Noi dobbiamo guardare a un Veneto che guarda al futuro, in modo particolare per quello che riguarda gli aspetti della salute, quindi della sanità, della salute di ognuno di noi, delle politiche sociali verso i nostri papà, le nostre mamme, verso i nostri anziani, verso le persone con disabilità, e in modo particolare ai nostri giovani e ai nostri figli, che significa creare, dare la possibilità di dare lavoro e chiaramente far sì che le nostre imprese siano ancora una volta le prime imprese a livello nazionale e mondiale. L'economia significa anche star bene. Salute, benessere e chiaramente lavoro sono le tre cose fondamentali affinché una società possa guardare al proprio futuro e possa guardare anche a quelle che sono da una parte i nostri figli e dall'altra parte, come dicevo prima, le nostre mamme e i nostri papà. Il Veneto in diretta ringrazia per la sua partecipazione, per il suo contributo, l'onorevole Antonio De Poli, senatore e questore, nonché presidente dell'UDC. Grazie onorevole De Poli per il suo contributo a Il Veneto in diretta. Grazie a voi. Il Veneto in diretta vi ridà appuntamento ai prossimi momenti informativi con la rubrica L'intervista. Buongiorno e benvenuti alla rubrica Veneto Economia, che oggi ospita due rappresentanti di Confesercenti Veneto Centrale, il vicepresidente Flavio Convento, che è anche presidente dell'ente di formazione, il CESCOT, e il direttore Flavio Zanonato. Allora, presidente, possiamo fare un quadro della situazione per quanto riguarda i vostri associati in questo momento storico? Intanto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'ospitalità. Sicuramente abbiamo una situazione economica che non è molto favorevole, ma ci portiamo dietro questa situazione da molti anni. Noi rappresentiamo commercio di vicinato, servizi e turismo, sicuramente un'ampia gamma di rappresentanti, soprattutto sulla micro e piccola impresa. Sappiamo benissimo le problematiche che ci sono a livello territoriale, sicuramente il costo affitti, sicuramente l'esercizio di vicinato va in difficoltà con l'e-commerce e quindi con tutte quelle grandi player che mettono in difficoltà il piccolo commercio. La nostra intenzione è quella di fare massa critica, sicuramente unire tutte queste attività commerciali che devono fare sinergia tra commercio, turismo, arte e cultura per far vivere le città e renderle sicuramente più piacevoli. Zanonato, lei è direttore dell'associazione da un paio di mesi, ha già avuto modo di rendersi conto, insomma, delle difficoltà che stanno vivendo gli associati in questo momento? Sì, ho già avuto modo di vedere che in questo momento il commercio e molte attività collegate al commercio soffrono, e soffrono per vari motivi. Il commercio in particolare soffre per tre motivi. Il primo è che c'è una sovrabbondanza nel nostro territorio di grandi strutture di vendita che sono fortemente competitive con noi. Per esempio offrono parcheggi, noi facciamo fatica nei quartieri ad avere parcheggi adeguati. Abbiamo l'e-commerce, e l'e-commerce è una cosa davvero sconvolgente per il commercio, perché è facile comprare e noi sappiamo che non si può battere questo avversario, anzi bisogna al contrario utilizzarlo. Dobbiamo anche noi dotare i negozi di questa possibilità. E il terzo avversario è un avversario legato al costo altissimo degli affitti dei negozi, e vediamo spesso saracinesche chiuse, negozi chiusi. Queste sono le difficoltà. Poi ci sono molte altre questioni che vanno affrontate, per esempio la questione del credito. Noi sul credito siamo una realtà molto forte, perché la Confesercenti, questa associazione di esercenti e di commercianti, e poi abbiamo detto di guide turistiche, di attività di carattere immobiliare e altre ancora, questo tipo di realtà ha bisogno spesso di credito, e siamo in grado di offrirlo con procedure molto veloci e direi anche con una richiesta di garanzia decisamente minore.
Perfetto, grazie mille. Ecco, siamo in chiusura. Allora, vicepresidente, il direttore ha fatto cenno alle problematiche più importanti, no? L'e-commerce, i centri commerciali, le sempre crescenti difficoltà di trovare parcheggi in centro storico, e stiamo parlando appunto dei negozi di prossimità. Ecco, quale può essere la soluzione, soprattutto il destino per questi negozi? Sappiamo che tutte le città, insomma, vivono questi buchi neri di questi negozi che chiudono sempre più spesso le sere. Sicuramente la chiusura di negozi è una fase costante in tutto il territorio. Noi abbiamo bisogno che tutte le attività commerciali, quindi tutti i settori, riescano a fare massa critica. Noi da molti anni stiamo spingendo sui distretti di commercio, dove utilizziamo tutte le attività commerciali e anche tutti i vari player che possono essere utili per il distretto del commercio per vitalizzare le città. Sappiamo che da soli facciamo difficoltà ad andare avanti. La nostra associazione punta al fatto di riuscire a riunire una serie di attività commerciali e professionisti per creare quella vivibilità della città e renderle sempre più sicure, perché sappiamo benissimo che l'esercizio di vicinato, oltre a rendere commerciale una zona, la rende anche molto più sicura. Un nostro mantra è il fatto di dire: se vivono le botteghe e vivono il turismo, vivono anche le città. Benissimo, Veneto Economia si chiude qui. Ringraziamo naturalmente i nostri ospiti, Flavio Convento, Flavio Zannonato, e anche voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Vi do il benvenuto in questo spazio dedicato al sociale di Veneto in diretta. Oggi qui con noi Diego Ponzin, presidente di Fondazione Banca degli Occhi. Ben ritrovato. Grazie, grazie. Fondazione Banca degli Occhi, una realtà che opera da oltre 35 anni, che ha ricevuto anche una medaglia d'oro al merito per la sanità pubblica, una realtà importante nel territorio. Grazie, sì, in effetti è stata la prima banca degli occhi nata in Italia, nata da un'idea del professor Giovanni Rama, un luminare del trapianto di cornea, e insomma in alcune decadi di attività abbiamo fatto tanta strada e raggiunto dimensioni, diciamo così, di livello europeo, ecco. La sede della fondazione è in provincia di Venezia, giusto? Sì, l'attuale sede è nell'area dell'ospedale dell'Angelo. Esiste un padiglione che è davanti all'ospedale dell'Angelo, che è stato proprio intitolato al professor Rama, e infatti è denominato Padiglione Rama, e là abitiamo noi. Voi siete riferimento non solo per l'Italia, per il Veneto, ma anche a livello internazionale, avete collaborazioni importanti. Sì, il fatto che come Banca degli Occhi abbiamo cominciato a operare, diciamo, diverse decadi fa, e unito poi al fatto che in Italia per lungo tempo non ci fossero strutture simili o paragonabili, ha fatto sì che abbiamo stabilito negli anni numerose collaborazioni sia con altre regioni italiane che con paesi europei ed extraeuropei. Oggi i tessuti donati in Veneto vanno in 20 paesi. Donazioni importanti, in crescita, il 2024 è stato un anno importante, però che non soddisfano mai i bisogni, le richieste. I bisogni sono ancora molto alti perché, diciamo, la nostra attività di fatto si estende a livello nazionale e anche a livello europeo soprattutto, e quindi se in Veneto naturalmente siamo in grado di soddisfare tutte le richieste, a livello nazionale ed europeo ci sono ancora situazioni a macchia di leopardo, ci sono ancora programmi di donazione abbastanza arretrati in alcune zone, e quindi dobbiamo supplire noi coi tessuti. Ci viene chiesto aiuto espressamente e quindi il bisogno è ancora molto forte. Un trapianto cosa significa per un paziente? Ma il trapianto oggi significa, ha una serie, diciamo, di implicazioni molto diverse rispetto a quando ho cominciato io a fare questo lavoro, quindi qualche decade fa, perché è diventato una procedura molto selettiva e quindi di impatto molto più ridotto. Si pensi per esempio che quando ho cominciato a fare questo lavoro i trapianti venivano fatti in anestesia generale, oggi quasi tutti vengono fatti in anestesia locale, è sufficiente un day hospital, quindi di fatto non esiste un ricovero, e l'impatto e quindi anche le conseguenze sul fisico, sull'occhio è molto ridotto.
per il paziente vuol dire spesso tornare a vedere completamente. Beh, oggi con le moderne tecniche di trapianto, quindi molto selettive e per una serie di malattie molto, diciamo, diffuse in ambito corneale, naturalmente il trapianto è risolutivo e i risultati visivi sono ottimi. Ecco, un'altra attività importantissima della Banca degli Occhi è quella della ricerca, soprattutto essere sempre all'avanguardia, oggigiorno anche con l'intelligenza artificiale. Beh, diciamo che lavorare nel nostro caso da tanti anni, e questo anche ha comportato di lavorare di fatto con i chirurghi migliori, ha fatto sì che dovessimo da una parte necessariamente seguire i miglioramenti che avvenivano in sala operatoria e quindi migliorare conseguentemente le nostre capacità di preparare i tessuti per essere adeguati. Dall'altra, ovviamente, esistono ancora malattie molto impegnative che hanno soluzioni parziali oppure ancora non le hanno e quindi facciamo sforzi di ricerca che devono essere anche naturalmente supportati e sostenuti per trovare nuove terapie. Approfitto per ricordare il sito della Fondazione Banca degli Occhi, l'acronimo fbov.org, per conoscere meglio questa realtà. Ringrazio il presidente Diego Ponzin di essere Grazie stato a con voi. noi. Grazie dell'ospitalità. Benvenuti a Primi Cittadini per il Turismo, la rubrica dedicata ai primi cittadini del Veneto e per parlare del turismo della nostra regione. Oggi un ospite assolutamente d'eccellenza, il sindaco del comune di Porto Tolle, Roberto Pizzoli. Il comune di Porto Tolle è sicuramente rappresentativo, il Delta del Po, di un'area incontaminata della nostra regione che vive di agricoltura, di pesca e di turismo sostenibile, ma ne parliamo con il sindaco. Sindaco, benvenuto. Beh, grazie mille, è un piacere essere qua, naturalmente un buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Sindaco, un territorio assolutamente spettacolare, magico, meta sicuramente delle migliori gite, non solo, ma un territorio che deve coniugare la bellezza e la volontà di mantenere le tradizioni locali e anche l'incolumità di quel territorio con un territorio che però deve guardare al futuro, deve crescere, deve svilupparsi. Com'è possibile conciliare queste due caratteristiche che fanno del comune di Porto Tolle un unicum assoluto? Sì, grazie Vincenzo. Il territorio che nasce è il territorio più giovane d'Italia, sono 258 km quadrati, un settimo della provincia di Rovigo, la provincia di residenza del comune di Porto Tolle. Siamo proprio nell'estremo delta del Po, dove effettivamente è un territorio che fragile da un lato, ma assolutamente forte nelle sue tradizioni, nella sua trasformazione che ha avuto in questi anni, diciamo nell'ultimo secolo, che ha attraversato naturalmente attraverso il settore primario, attraverso le attività venatorie prima, che era comunque le tenute di caccia dei veneziani, si è trasformata in quei prodotti di eccellenza che hanno trasformato appunto il settore primario, dal riso IGP alla cozza DOP, alla vongola che si sta vivendo un momento difficile, e attraverso naturalmente una pesca d'eccellenza, ed oggi si affaccia a quel turismo sostenibile che sta coniugando appunto quella tradizione anche enogastronomica del territorio con quella propulsione delle spiagge ma anche della visitazione. Certo, Sindaco, un tema strategico per questo territorio e per il comune di Porto Tolle è sicuramente l'ex cabina dell'Enel, che può rappresentare una grande risorsa, ma ad oggi è anche un grande pensiero per il primo cittadino. A che punto siamo e quali sono le prospettive per i prossimi anni? Sì, la spiego velocemente per chi non lo sa. Polesine Camerini insiste, o meglio insisteva, la seconda centrale termoelettrica più grande d'Europa, una cimiera di 258 metri quadrati di cemento armato su 300 ettari. Future, che è il progetto che ha messo in opera Enel per questa trasformazione di questo sito, ha visto partecipare la Human Company, che è un'azienda che lavora e opera nell'open air a livello europeo, e c'è questa trasformazione di questo sito industriale in un sito ricettivo turistico, quindi in un grande villaggio turistico proprio alle foci del Grande Po di Venezia. Quindi parliamo anche di una zona estremamente particolare. Oggi la fase di demolizione è quasi terminata, contestualmente stiamo avviando quella procedura che deve portare alla variante urbanistica, quindi trasformare un terreno che era industriale in un terreno ricettivo turistico, con naturalmente anche le opere di bonifica che serviranno poi per dove andranno a appoggiare naturalmente le casette, il parco acquatico e tutto ciò che concerne questo grandissimo progetto che speriamo decolli nei prossimi anni.
Sindaco, questo territorio ha un grande potenziale nel turismo. In questa rubrica parliamo appunto dei comuni e del turismo che gli riguarda. Però a Porto Tolle il turismo ancora è in parte inespresso. Quali saranno le strategie dell'amministrazione comunale e comunque di un territorio più ampio da sviluppare per far sì che il turismo faccia veramente da padrone in questo territorio? Sì, Porto Tolle, parlare di turismo solo qualche anno fa sembrava utopia, oggi abbiamo dei risultati veramente soddisfacenti, abbiamo portato a casa la bandiera blu, è già il 6º anno consecutivo, la Spiga Verde, siamo solo 2 comuni in tutto il Veneto a avere anche l'abbinata bandiera blu e Spiga Verde, le varie certificazioni, ma soprattutto abbiamo questa trasformazione. Per chi non conosce, le nostre spiagge attrezzate sono all'interno sono degli scanni, praticamente delle prime difese a mare, quindi divise dall'acqua dolce del Po da un lato e dall'acqua del mare dall'altro. C'era una questione molto particolare che riguardava il demanio, che si sta concludendo, una procedura che è durata più di 30 anni e oggi siamo addirittura d'arrivo anche per la fase di demanializzazione dell'area, che quindi consentirà di avere dei veri e propri stabilimenti balneari come in tutte le spiagge, perché oggi è anche un po' il fascino di questo territorio, di queste spiagge, sono spiagge che non è la spiaggia Che sono classica, contaminate, esatto, che hanno delle bellezze assolutamente naturali. Un'ultima breve domanda. Sindaco, il tema dello spopolamento è sicuramente un problema, una spina nel cuore per chi lì è nato e oggi vive. Come l'amministrazione comunale mette in campo strategie per ridurre sempre di più lo spopolamento e tenere soprattutto i giovani in quel territorio? Sì, le zone rurali di fatto in tutta Italia vivono questo fattore dello spopolamento in virtù anche di un invecchiamento della popolazione, di una natalità che è sempre più bassa, più che un'emigrazione vera e propria. La nostra propensione, ripeto, che è quella verso la valorizzazione turistica del settore primario, anche dal punto di vista della scolarizzazione, è di portare quell'imprenditoria locale a fare quel salto di qualità che, devo dire, sta già facendo in questi anni, perché ripeto, le nostre culture sono veramente d'eccellenza, riconosciute non solo in Italia ma anche in Europa. Ne potrei elencare tantissimi, l'ho detto anche prima, mi ero dimenticato dell'ostrica rosa ad esempio, che è in tutti i ristoranti stellati d'Italia, e quindi portare anche quella formazione di cui ne abbiamo bisogno, vedi la biologia, vedi alcune situazioni che insistono ancora oggi sul territorio e ne hanno bisogno anche attraverso quel cambiamento climatico che sta affrontando un territorio che, ricordo, è anche Mabunescu. Grazie al sindaco Roberto Pizzoli del comune di Porto Tolle, grazie ai nostri ascoltatori, arrivederci al prossimo appuntamento. Ben ritrovati a Veneto in diretta, sono Monia Meneghini, siamo qui per Lavoro in Corso, l'occasione per far incontrare domanda e offerta del mondo del lavoro. E abbiamo con noi ospite Johnny Moletta di Johnny Mole Design. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità che mi offrite per parlare appunto della mia azienda e di cosa stiamo cercando. Allora, iniziamo intanto dall'azienda. Quali sono le vostre attività, il vostro core business? Johnny Mole è un'azienda che è nata 26 anni fa, si occupa di design e comunicazione proiettata nel mondo dello sport a 360 gradi. Da buon ex sportivo e vivendo e lavorando appunto nel distretto dello sport, questa è un po' la nostra mission, rendere prodotti e aziende non soltanto efficaci e performanti, ma anche belle. Anche belle, voi avete anche vinto un premio recentemente, mettiamo subito un po' di lustro. Sì, diciamo che l'ultima medaglia, una medaglia che portiamo fieramente al petto, è aver lavorato con la FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, nel creare la livrea, la grafica appunto del Bob A2, A3, A1 e A4, che saranno appunto presenti nella prossima Coppa del Mondo, ma soprattutto alle prossime Olimpiadi Milano Cortina. Quindi un'azienda interessante che sta cercando però una nuova figura per un progetto, un sogno. Sì, I have a dream è il nostro motto, siamo dei sognatori e il sogno continua, stiamo cercando una figura che ci dia la possibilità di entrare ancor più nelle aziende, quindi una figura che di carattere commerciale, che vada a promuovere i nostri servizi e a logicamente portare a casa anche nuovi progetti. Ho sbirciato il vostro sito, è ricco lo staff di professionisti, ma anche un interessante portfolio con case stories interessanti.
Sì, in 26 anni di lavoro abbiamo avuto la possibilità di cimentarsi su diversi progetti. Ricordo un progetto di grafica e di design della maglia rosa. Io da ex ciclista porto nel cuore appunto questo sport, e fregiarsi della possibilità di disegnare la maglia rosa, che è il primato, appunto l'eccellenza del Giro d'Italia, che è la corsa più bella e più dura al mondo, per me è stato un onore. Ricordo che prima di me l'ha disegnata Dolce & Gabbana e dopo di me Paul Smith. Io sono nel mezzo tra queste due grosse realtà. Questa è una delle tante, ormai già di 15 anni fa. Poi abbiamo appunto avuto la possibilità di lavorare in ambito design con una concept bike, la Dream Machine, con la quale abbiamo avuto un premio durante una fiera asiatica all'incirca 5 anni fa, e un Red Dot vinto 3 anni fa con un video di animazione 3D. Lascio ricordare a lei il sito. Sì, il sito è johnnymole.com, e scrivete a info@johnnymole.com. L'azienda in che territorio opera e quante persone impiega attualmente? Allora, attualmente siamo un organico di 20 persone, non lavoriamo a chilometro zero perché comunque noi lavoriamo nel mondo, e la figura che stiamo cercando appunto dovrà operare in un contesto europeo. Stiamo già lavorando appunto in altri continenti con delle figure specifiche. In questo caso cerchiamo una figura che operi nel mercato europeo, logicamente partendo dall'Italia, ma in tutta Europa. Si richiede quindi anche una competenza nelle lingue straniere? Assolutamente sì, il minimo sindacale, fra virgolette, deve essere l'inglese, ma ben venga lo spagnolo anche, o il tedesco. Sono quelli gli ambiti europei Sì. dove arrivate? Sì. La ringrazio di essere stato qui con noi, le auguro una buona ricerca, una buona continuazione di ricerca, speriamo che il lavoro in corso le sia utile. Grazie, grazie anche a voi. Grazie anche ai telespettatori, l'appuntamento è per la prossima settimana.